Il tradizionale dono dei fiori dei Vigili del Fuoco ha aperto ad Agrigento i riti della festa dell'Immacolata, un momento particolarmente sentito dal corpo e che si è rinnovato anche nel santuario di San Calogero, dove quest'anno è stato trasferito il simulacro della Madonna per la chiusura della basilica, interessata da lavori di ristrutturazione. Omaggio floreale forse meno suggestivo degli anni scorsi, non è stato necessario l'ausilio dell'autoscala, ma pur sempre significativo. È stata sempre una tradizione, noi siamo stati sempre vicino alla Madonna, anche per il lavoro che noi svolgiamo. Noi siamo impegnati in tanti servizi, molte volte anche pericolosi, per cui noi ci affidiamo sempre quando andiamo per gli interventi, anche molte volte pericolosi, noi ci affidiamo sempre alla Madonna. Santuario di San Calogero affollatissimo, difficile se non impossibile trovare posto per partecipare al solenne pontificale, presieduto dall'arcivescovo Francesco Montenegro. Presenti le autorità civili e militari, il pastore della Chiesa Agrigentina nell'omelia ancora una volta ha esortato la comunità a vivere questo periodo di incertezza e precariato che investe il Paese non con rassegnazione ma spirito di servizio. Non possiamo, ha affermato, sentirci precari della città, ma dobbiamo rimboccarci le maniche e insieme superare diffidenze, approssimazione, arroganze e pregiudizi. Poi il nuovo richiamo alle istituzioni a prestare maggiore attenzione al deterioramento del centro storico. Da anni, ha rimarcato l'arcivescovo Montenegro, si parla della realizzazione della strada di fuga nella collina del Duomo, ma ancora oggi nulla di concreto. Non si può far passare il tempo, perché il tempo che passa poi rende più difficile ogni soluzione. La Protezione Civile sta facendo i suoi studi, che si arrivi alla soluzione di conoscere il male della collina, ma soprattutto che ci siano poi le possibilità di intervenire così come bisognerà. Fiducioso il sindaco di Agrigento Marco Zambuto. Con la sinergia di tutte le istituzioni io ritengo che ognuno debba fare il proprio dovere per dare il proprio segnale al territorio e in questo senso al centro storico. Nel pomeriggio la processione del simulacro dell'Immacolata lungo le strade del centro, passando dalla Basilica, dove le opere proseguono, come spiega il parroco Don Angelo Chillura. Tante cose sono state realizzate, ad oggi, 8 dicembre, una parte del tetto è stata scoperchiata, la prossima settimana provvederanno quindi a collocare le travi, le nuove travi del tetto, di metà tetto, quindi se procedono con questo ritmo certamente in tempi contrattuali, cioè fine giugno, potranno essere rispettati. Quindi poi l'estate ci servirà per completare altri lavori all'interno della chiesa, quindi con molta probabilità la prossima festa dell'Immacolata noi la celebreremo lì in Basilica. Cercheremo di fare interventi anche all'interno della chiesa, interventi non finanziati dal progetto, però siccome io ho fiducia nella generosità degli agrigentini, sono certo che tanti collaboreranno e tanti vorranno offrire magari degli sponsor per opere più impegnative.